Visto che nessuno risponde, neanche a loro, verrebbe da dire. I consiglieri e gli amministratori del Bassanese che hanno chiesto le dimissioni o la rimozione immediata del DG dell'U7 Carlo Bramezza hanno deciso di scendere finalmente in piazza. Lo faranno mettendosi a disposizione dei cittadini per confrontarsi su quanto sta accadendo nell'azienda sanitaria della Pedemontana per raccogliere consigli e istanze dalla popolazione. Il primo appuntamento è in programma già sabato mattina in via Verci al mercato di Bassano. Sabato iniziamo con i gazebo nelle piazze. La sanità bassanese è in evidente declino, medici di base che non ci sono, liste d'attesa sempre più lunghe e una dirigenza che sta spogliando di reparti e di medici l'ospedale San Bassiano. Verranno anche raccolte firme da portare all'attenzione di chi governa il Veneto e di chi prende le decisioni per la sanità regionale. Raccoglieremo anche delle firme perché così non si può più andare avanti. Siamo ancora in attesa che la sindaca Pavan organizzi questo incontro che abbiamo chiesto come consiglieri comunali dell'area vasta del Bassanese. I cittadini potranno sottoscrivere il documento sulla sanità bassanese redatto dai consiglieri e dagli amministratori, un documento dal quale emerge una situazione allarmante per le liste d'attesa lunghissime che portano i pazienti spesso a scegliere di non curarsi o di rivolgersi alla sanità privata. E poi la carenza di medici di base, la gestione delle emergenze, la fuga di primari e operatori, i reparti ridimensionati e tutto quel che sta succedendo nell'ULSS guidata da Carlo Bramezza.